Ciao Giovanni. Ciao Davide. Intanto auguri. Auguri. Auguri a te, siamo arrivati alla fine dell'anno. Dove siamo? Dove siamo non lo so che tu hai il telefono sotto sopra, che stai facendo? Non lo so, guarda, perché siccome è stato un anno di sperimentazione che è andata bene, e tra le tante sperimentazioni ho scoperto questa cosa del telefono sotto sopra. È fantastica. Intervista doppia, 4 microfoni, 2 telefoni, ormai In non un si- luogo unico, siamo al Molo Trapezoidale qui a Palermo, il nuovo Molo Trapezoidale, un posto fantastico. E che dire, facciamo gli auguri per il 2023? Diciamo più che altro ci salutiamo il 2023 che è stato comunque un anno intensissimo. Intenso di attività. Eh, Due parole per il 2023, quali parole? ma guarda, io penso Sono proprio due parole. Due parole e una me ne viene cassata. Cioè, è stato E l'anno l'altra? della cazzata. E l'altra è stata. Forse New York, due parole New York. L'altra è stata garanzia. Perché? Perché era buona. Quindi la garanzia della cassata. Vabbè, Giovanni non so, Catalano, diciamo, la è Sicilia una Oscar garanzia. numero uno. Due appuntamenti. Cioè, abbiamo fatto aprile per il terzo compleanno di Compro Siciliano ai Quattro Canti di Palermo, mai realizzato in quello che è fantastico. E poi è Los stato- Angeles. E poi Los Angeles, e poi è stato bellissimo conoscere, incontrare Celestino a Los Angeles, vedere come i siciliani si sono affermati nel mondo, raccontarlo al Teatro Massimo. Niente, quindi auguriamo a tutti che il 2024 sia spettacolare, sia sempre più bello, sempre fatto di connessioni, questa grande parola delle connessioni, ma di verità, perché poi abbiamo scoperto che poi è una cosa che spesso ci raccontano e ci dicono, e noi raccontiamo la verità della Sicilia, d'altronde ci andiamo in queste aziende e quante ne abbiamo conosciute. Sono l'orgoglio e io dico sempre la dignità di noi siciliani, questi produttori. Devo dire che il senso di questo, secondo me, di questo viaggio che facciamo dentro la Sicilia e nelle altre Sicilie, penso sia proprio questo, cioè riconoscere a questi piccoli produttori che rappresentano la nostra identità e portare questa identità a chi dall'altra parte dei mari in qualche modo si aspetta dei segnali da parte nostra. Devo dire che è bello, ha funzionato e ha senso. E siamo ormai, come dire, lanciati insieme a tutti i siciliani, questi siciliani che vogliono fare, ce n'è tanti, giovani. Questa è la Sicilia che vogliamo raccontare, questa è la Sicilia che dobbiamo raccontare, che è una Sicilia fatta di esempi, di giovani che prendono in mano le aziende, che vanno fuori, studiano e poi ritornano e lanciano aziende da tutti i punti di vista, dal mondo del food al mondo della moda, al mondo dell'artigianato, insomma, questa è la bella Diciamo Sicilia. Innanzitutto sta piangersi addosso e stiamo incontrando giovani che non si lamentano, ma fanno, agiscono, eccetera. E dall'altra parte ancora più bello, ancora più entusiasmante il fatto che questo entusiasmo è contagioso. Lo incontriamo gente che si entusiasma e che vuole entusiasmarsi, e quindi io mi auguro un 2024 come il 2023, 2023, magari un po' più rilassati. Certo, perché come dire, ci dicono sempre che ci muoviamo sempre, ma Ed è un lavoro, non è una fatica. E poi abbiamo chiuso con questa notte delle radici al Teatro Massimo di Palermo, dove abbiamo istituito questo libro delle radici, che ormai rimarrà in Sicilia, non uscirà mai dalla Sicilia. Quindi questi siciliani che vogliono venire a firmarlo, e già da pochi giorni ci sono arrivati diverse mail proprio di siciliani che vogliono venire a firmare, a lasciare proprio il loro segno su questo libro. E se Quindi, posso dire una cosa mia personale, per me è come un cerchio che si chiude, perché io di fatto ho cominciato la mia attività di lavoro facendo cose un po' fuori dagli schemi là con Ferruccio Barbera, e dopo 24 anni ho rilavorato al teatro che considero casa, è stato veramente un'emozione. tu immaginati che io tutto tu in 24 anni in un anno l'ho fatto, quindi ho vinto io rispetto a te. Comunque, auguri, buon anno. Auguri. E che sia un anno veramente sorprendente e un anno positivo, sempre più positivo. Ah Davide, una cosa, e la prossima cassata dove si fa? Lo sai che non dobbiamo mai però scherzare sulle cose, tu in primis, perché poi succedono e questa è la nostra grande arte, le facciamo succedere. Quindi non lo diciamo, ma di sicuro ci sarà una prossima cassata del 2024. Quindi seguite sempre Io Compro Siciliano, auguri. Ciao Giovanni. Ciao e Davide, ciao auguri, Sicilia. ci vediamo l'anno Ciao prossimo. Sicilia, ciao ciao ciao. Vado?